Eccoci con il mister di Lia Piave, Mauro Tossani. lo stavo per dire, No, comunque mi ha anticipato. Un risultato alla fine, un 3-2 che punisse per quello che si è visto sul campo troppo la sua squadra. A un certo punto addirittura avete rischiato di vincere. Sì, bella partita, considerando il caldo, è stata una bella partita. Contro una bella squadra, noi rispetto alla domenica precedente abbiamo fatto dei notevoli progressi e speriamo di continuare a fare questi progressi. Poi questo è un bel test, la Coppa Italia è una partita anche importante e il nostro però è un campionato che inizia l'8 di settembre. Però il Portogallo oggi è partito fortissimo, è andato subito in gol, ha mancato anche il raddoppio, però una volta preso le misure, insomma, la sua squadra si è fatta valere. Sì, noi abbiamo sofferto i primi 15 minuti, poi dopo pian piano siamo saliti noi in cadere, abbiamo giocato penso più noi di loro, però ci sta anche perché poi loro sono una squadra navigata, hanno delle individualità importanti, quindi bisogna fare attenzione per tutti i 95 minuti nel momento in cui sembrava che noi dovessimo passare in vantaggio, perché se avessi avuto €1 da scommettere avrei scommesso su di noi. Abbiamo fatto un errore enorme, insomma, dovuto alla stanchezza, dovuto a quello che è. E loro hanno vinto la gara, comunque sul campo hanno vinto loro, tanto di cappello, e poi ci vediamo in campionato. C'è stato anche un po' di proteste sugli spalti per un rigore non dato a voi. Lei l'ha visto? Guardi, non ne parlo ma neanche sotto tortura, cioè, gli arbitri sono questi. Se arbitrano in eccellenza vuol dire che sono da eccellenza, se fossero più bravi arbitrerebbero più in là. Quindi quello di oggi era particolarmente scarso, ce lo prendiamo, ce ne avremo altri così scarsi, quindi sarebbe bene farci l'abitudine. Insomma, l'ha presa con sportività. Comunque, se c'è da trarre del positivo, insomma, il gioco la sua squadra lo si è visto in proiezione, come diceva lei, per il campionato, insomma, ci sono buoni propositi. No, Buone questa è una aspettative. squadra che, come ha potuto vedere anche lei, cerca di giocare al calcio, no? Con anche delle idee secondo me anche buone e con dei ragazzi che si divertono proprio a giocare. E speriamo, ripeto, che poi tutto questo venga tradotto in punti, in partite vinte e in campionato. Ultima battuta, cos'è che vi ha fatto perdere, se c'è un qualcosa, o era destino andata così e avete dato il massimo? No, ci ha fatto perdere gli errori individuali. Noi abbiamo commesso un paio di errori individuali banalissimi da parte di giocatori anche molto bravi anche tecnicamente. Può succedere. Meglio che succeda adesso. Sì, bene, grazie mister. Grazie a lei, arrivederci.